Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Famiglie disperate, case distrutte dopo la tragedia sfiorata per un vasto incendio a Francofonte ieri nel Siracusano, ma è stato un venerdì infernale in tutta la regione, 22 i roghi. Il gran caldo incrementa l'esodo nel primo weekend di agosto, è in vigore le norme INPS per impedire il lavoro all'aperto con temperature asfissianti. Cani bagnini a Catania, alla playa in azione 4 Labrador dell'Associazione di Salvataggio, presidiano il litorale perché si possa nuotare in sicurezza. Patti dopo che la Procura ha aperto un'inchiesta ancora scalpore per lo scandalo dell'ingessatura fatta con il cartone in ospedale. Altre emergenze siciliane, momenti di tensione ad Agrigento, alla marcia per l'acqua di ieri, contestato il presidente del servizio idrico cittadino. A Palermo allarme di Federalberghi, i rifiuti allontanano i turisti, nuovi roghi di spazzatura non raccolta. Cinema d'autore e grandi interpreti a Lampedusa, da Kasia Smutniak a Massimo Ciavarro ai giovani protagonisti di Io Capitano, il capolavoro sui migranti di Matteo Garrone. A Catania strepitoso successo per i Rama che ieri sera ha incantato oltre 6.000 persone alla Villa Bellini nell'unica tappa siciliana del suo tour. Calcio, si alza il sipario sulla Coppa Italia, alle 18 l'esordio del Catania che a Chiavari affronta la Carrarese. Rosazzurri in campo senza i nuovi acquisti, a Zafferana prosegue il ritiro del Messina. Bentrovati, apriamo il giornale con il venerdì di fuoco vissuto ieri in Sicilia, 22 i roghi, l'incendio più grave nel Siracusano, a Francofonte. Sul posto, tra case distrutte e famiglie disperate, Francesco Aloi. Mio marito in mezzo al fuoco, che non lo vedevo neanche più, ci siamo dovuti allontanare, sapendo che potevano scoppiare anche qualche bombola, brutto, momenti di terrore. È bastato un pomeriggio per mandare in fumo i sacrifici di una vita. Siamo a Francofonte, nella zona nord del Siracusano. Qui le fiamme hanno distrutto alcune abitazioni. Siamo nel quartiere San Francesco, lo vedete alle nostre spalle. I residenti sono in strada, l'odore di fumo è ancora molto intenso. Assolutamente nulla da poter recuperare, perché il fuoco ha completamente distrutto tutto ed ha portato tutto alla rovina, tutti i sacrifici di famiglie che come noi hanno sacrificato tutto quello che potevano per costruire, oggi si ritrovano fermi. Nei video la paura di chi ha visto tutto fuggendo da casa propria. Il rogo, probabilmente di origine dolosa, sarebbe partito dalle campagne che costeggiano la statale ragusana. Poi le fiamme sono arrivate fin dentro gli appartamenti. Eravamo a casa come topi. Abbiamo evacuato subito perché non si poteva stare qua. Il gattino l'ho dovuto ricoverare perché è rimasto a casa. La fortuna nella sfortuna. Oggi si contano soltanto danni materiali, nessun ferito, anche se qualcuno adesso è senza casa. Se i soccorsi non fossero arrivati in tempo, però, forse staremmo raccontando qualcosa di diverso. Nonostante il dramma, le fiamme, la cogitazione di quel momento, non ci sono persone ferite, non abbiamo avuto decessi. I vigili del fuoco, dalla loro relazione, hanno evacuato tutta la via, quindi 30 nuclei familiari. Le famiglie fortemente colpite erano 6. Ma è stato un venerdì di fuoco per tutta la Sicilia, 22 gli incendi, 8 ad Enna, 5 ad Agrigento, 3 a Catania e Messina, 2 a Siracusa ed 1 a Palermo. Intanto qui indagano i carabinieri. Temperature afose, bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina in questo primo weekend di agosto caratterizzato dall'esodo in cerca di mare e di refrigerio. Entra in vigore intanto la norma per impedire il lavoro all'aperto con il gran caldo. Francesco Triolo.
Sarà una settimana calda, molto calda, sotto diversi punti di vista, intanto quello meteo, perché già da oggi si potrà notare come il caldo afoso non accenderà a diminuire, con temperature massime fino a 42 gradi. Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina. Con queste temperature entra in azione anche la norma che prevede in Sicilia che gli operai impiegati dai cantieri autostradali e ferroviari ai vivai, alle attività delle campagne, tutti esposti al sole cocente fino agli ambienti industriali e artigiani non climatizzati o con macchinari che producono calore, che possano fermarsi alle 12.30 alle 16 quando la temperatura supera i 35 gradi. Una norma sulla quale hanno spinto tanto i sindacati. È un decreto applicativo sostenuto peraltro anche dalle disposizioni conseguenti che si determinano con l'INPS, mi riguardano ovviamente le casse integrazioni che dovranno essere messe in campo per i lavoratori. È un aspetto che noi all'interno del quadro più complessivo delle azioni che stiamo portando in campo sulla salute e sicurezza del lavoro abbiamo realizzato. Il caldo non è amico nemmeno di chi si mette in auto in questo primo weekend di agosto, che vede bollino nero per il traffico. Tra le tratte inserite ci sono anche la 19 Palermo-Catania e la 29 Palermo-Mazzara. Intanto è stato riaperto al traffico il viadotto Cannatino lungo l'autostrada A19 tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato, mentre domani dovrebbe essere riaperta la galleria Telegrafo a Messina in direzione Catania. Alla playa di Catania entrano in azione gli Angeli del Mare. 4 Labrador presidiano il litorale per una balneazione più sicura. Tonino De Mana. Emma, 8, Tiago e Cora, 4 Labrador, angeli del mare a 4 zampe pronti ad entrare in azione alla playa di Catania. Eccoli all'opera, spiaggia libera numero 3, richiesta di soccorso, donna in difficoltà in acqua, annaspa, si agita e chiede aiuto. E l'ora X, 8 parte, nuota, raggiunge la persona da soccorrere e la porta a riva. Niente paura, era solo una dimostrazione quanto basta per capire l'importanza dell'attività di prevenzione, controllo e sicurezza in mare garantita dal Comune di Catania in collaborazione con l'associazione Cani Salvataggio. Durante il fine settimana l'aumento delle persone, sia locali che turisti, è esponenziale, quindi serve un supporto, un aiuto ai bagnini per controllare e per dare maggiore sicurezza. Loro lo segnalano intanto guardando e poi abbaiando verso il mare perché capiscono che c'è una situazione anomala. Poi sta a noi ovviamente conduttori capire se è il caso di intervenire o non intervenire. Simulazione e esibizione davanti a centinaia di bagnanti per la soddisfazione dell'assessore al mare Guzzardi. Sì, è un'attività che già da diversi anni viene fatta. Noi come amministrazione Trentino siamo ben lieti di continuare questa attività perché comunque non solo dal punto di vista della salvaguardia delle spiagge, quindi loro fanno il litorale dalla spiaggia numero 3 alla numero 2, ma anche per avvicinare quelle che sono le famiglie e i bambini soprattutto agli amici a 4 zampe. Nell'anno 2024-2025 questo progetto verrà portato in inverno anche all'interno delle scuole di Catania. Attraverso le unità cinofile dell'associazione Cani Salvataggio verrà assicurato il controllo costiero per tutti i fine settimana di agosto con base operativa alla spiaggia libera numero 3 e relativo pattugliamento del litorale della playa. Deliziosi. A patti ancora echi dello scandalo del cartone al posto del gesso a un paziente in ospedale. La procura ha aperto un'inchiesta, anche l'azienda sanitaria ha nominato una commissione ispettiva. Francesco Triolo. C'è anche un'inchiesta aperta dalla Procura di Patti sulla vicenda accaduta all'ospedale Barone Romeo, dove i medici hanno immobilizzato una gamba con frattura al perone usando un cartone da imballaggio e non una stecca per l'ingessatura, perché in quel momento mancavano al pronto soccorso. Si tratta di un fascicolo conoscitivo, ma nei prossimi giorni potrebbe cambiare. I TPM potrebbero indagare per omissioni di ufficio, anche se al momento è solo una ipotesi. Anche l'assessore alla salute Giovanna Volo, dopo aver sentito i vertici dell'azienda sanitaria di Messina, ha avvertito gli uffici di procedere con la massima urgenza ad un intervento ispettivo ed infatti l'ASP di Messina ha già incaricato una commissione ispettiva per verificare i fatti avvenuti all'ospedale. La commissione ha esitato un verbale i cui contenuti rappresentati hanno determinato l'adozione dei primi provvedimenti e sono stati richiesti ai rispettivi direttori di dipartimento di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto. L'ASP di Messina precisa che gli immobilizzatori monouso cartonati sono presenti presso i magazzini farmaceutici di tutti gli altri presidi ospedalieri dell'azienda, tant'è che sono stati già consegnati al pronto soccorso di Patti, che ne ha fatto richiesta nella giornata di ieri. Le attività ispettive, secondo quanto ha annunciato l'ASP, si concluderanno lunedì.
E sulla vicenda è intervenuto anche Calogero Leanza, parlamentare regionale del PD e vicepresidente della Commissione Sanità all'Ars. Scandalizzarsi di fronte ad un episodio come questo è più che comprensibile, ha detto Leanza, ma bisogna risalire all'origine di una situazione che evidentemente è un segnale molto preoccupante, perché ci fa capire quanto grave possa arrivare ad essere la condizione attuale della sanità siciliana in determinate realtà. Ad Agrigento momenti di tensione alla marcia per l'acqua di ieri. La gente è indignata per i rubinetti a secco da più di un mese e ha contestato il presidente di AICA, l'ente gestore del servizio idrico, che è stato costretto ad abbandonare il corteo scortato dalla polizia. Davide Sardo. Non sono mancate tensioni alla marcia popolare per l'acqua ad Agrigento. Quando al raduno si è presentato anche il presidente dell'AICA, l'ente gestore del servizio idrico Settimio Cantone, parecchi cittadini indignati lo hanno pesantemente contestato. Cantone ha ritenuto opportuno rinunciare a partecipare alla manifestazione che ha coinvolto circa 3.000 agrigentini stremati dal perdurare della crisi. Io ho 62 anni e protesto da quando ne avevo 10. 50 anni di false promesse. Siamo stanchi e stufi di sentire sempre le stesse cose. Io ho avuto degli amici che hanno dei genitori invalidi a casa, padre e madre senza acqua. Da noi l'acqua nella nostra zona non arriva da 50 giorni. Dinanzi alla prefettura sono state lette le proposte e le istanze contro l'emergenza, parte di una lettera inviata al capo dello Stato Mattarella e consegnata anche al prefetto Filippo Romano. L'utilizzo obbligatorio dei mezzi della protezione civile regionale per dare acqua a tutti i comuni che ne abbiano bisogno. E da Agrigento a Paternò, dove Confagricoltura Catania ha chiesto al presidente della regione Renato Schifani interventi urgenti sulla gestione dell'acqua dell'invaso di Ponte Barca. Nel frattempo la regione siciliana ha finanziato ulteriori interventi per 2,6 milioni di euro per migliorare e potenziare le risorse idriche nella provincia di Palermo. Ed è stato appurato dalla CGA che in Italia ogni 100 litri di acqua immessa nella rete per usi civili ne arrivano all'utente poco meno di 58. E l'acqua è razionata, sarà razionata anche nell'Ennese, sarà erogata ogni 3-4 giorni. A Palermo invece i rifiuti allontanano i turisti e l'allarme di Federalberghi per l'emergenza immondizia nel capoluogo. E intanto continuano i roghi della spazzatura non raccolta. Marco Gullà. Emergenza senza fine, i rifiuti continuano ad assediare la città di Palermo e le cartoline che arrivano da determinati quartieri sono più che desolanti. Ecco allora che arriva l'allarme di Federalberghi sulle possibili disdette dei tanti turisti. È una situazione che sta diventando realmente raccapricciante, indecorosa dal punto di vista dell'immagine che stiamo dando ai tanti turisti che stanno scegliendo Palermo per queste loro vacanze. Non possiamo permettere ciò che abbiamo creato e costruito negli ultimi anni, soprattutto nel centro storico, quel centro storico che era un po' il fiore all'occhiello della nostra città dal punto di vista turistico, che oggi sembra abbandonato ma anche pieno di rifiuti, e quindi non si parla più di periferie, probabilmente qualche periferia probabilmente oggi è anche più decorosamente presentata, ma il centro storico che per noi diventa un polo economico importante. Anche la scorsa notte i vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per spegnere le fiamme ai cumuli di spazzatura abbandonati per strada e dati alle fiamme allo ZEN e al CEP. I roghi sono stati segnalati nelle vie Rocchi Marciano e Fausto Coppi, impegnando diverse squadre di pompieri. Interventi anche al CEP, in via Zumba e in via Giacinto Calandrucci, dove la polizia municipale ha chiuso il traffico per consentire alle squadre antincendio di operare in sicurezza. Catania, c'erano anche 2 orologi Rolex tra i 180 articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza, eccoli qua, frutto di contraffazione di accessori, abbigliamento, pelletteria dei più famosi marchi della moda di lusso. In 4, tutti catanesi, gestivano attraverso una vetrina virtuale sui social le richieste degli acquirenti e sono stati tutti e 4 denunciati. A Riposto, nel Catanese, è inaugurato un murale nel quartiere dove è nato Franco Battiato, lo vedete, è così come si vede da queste immagini che l'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri ha immaginato il grande artista nell'opera monumentale realizzata nel cuore dello Scariceddu,
quartiere che ha dato i natali appunto a Battiato. È un dipinto che racconta 3 periodi: l'infanzia, gli anni '80, cioè il momento della maggiore popolarità che poi lo ha reso famoso in tutto il mondo, e l'ultima parte della sua vita con un sorriso a mezza bocca mentre guarda indietro. Il murale è stato inaugurato, eccolo qua, con lo svelamento della targa dal sindaco di Posto Basta nell'ambito della rassegna Scianizza da Muri, organizzata dal comune. Grande serata a Lampedusa con i giovani protagonisti di Io Capitano, il capolavoro sui migranti di Matteo Garrone, sul palco della rassegna cinematografica Vento del Nord. Massimo Ciavarro, Kasia Smutniak, che è stata premiata per il suo documentario Mur. Giusy Lazzara. Ricostruiamo un'umanità nuova, un'umanità dove non ci sia distinzione di razza, di colore, di religione, ma convivere insieme in sinergia. Ancora emozionati, i giovani protagonisti del film Io Capitano di Matteo Garrone tornano a Lampedusa, ma non dimenticano i tanti migranti che non ce l'hanno fatta e accendono alla serata della rassegna cinematografica Vento del Nord. Anima dell'organizzazione da 16 anni Laura Delli Colli e Massimo Ciavarro. È giusto che se ne parli e che venga abbinato in ogni caso anche al divertimento, anche alla spensieratezza, alla bellezza dei film italiani, delle commedie. Però ecco, su 7 giorni di proiezione, un giorno che si parla del problema principale di Lampedusa, che è l'immigrazione, mi sembra una cosa giustissima. Sul palco quest'anno l'attrice e regista Kasia Smutniak, premiata per il suo documentario Mur. Un viaggio, una partenza, insomma, il viaggio mio personale, un ritorno alle radici, però è un on the road, è un viaggio che incrocia altri viaggi di altre persone, con altre storie. E queste storie sono spesso delle storie disperate, difficili, è molto difficile anche da raccontare. Lampedusa per me è un po' come questo piccolo posto ai confini del bosco bielorusso. Una volta l'anno a Lampedusa così arriva la settimana del cinema sotto le stelle, dedicata a chi abita nell'isola e ai turisti. Grande attenzione anche per i giovani protagonisti come giurati nei laboratori di cinema che quest'anno hanno inaugurato la prima videoteca. L'esilarante comicità di Uccio De Santis sbarca in Sicilia con lo spettacolo Non so che fare prima, che ha già collezionato una lunga serie di tutto esaurito nei teatri italiani. L'appuntamento è per stasera a Zafferana Etnea. È lo stesso Uccio a darci l'appuntamento. Buongiorno amici, buon pomeriggio, Buonasera, buonasera. Pugliese Doc con in attivo una lunga serie di sold out nei teatri di tutta Italia. Uccio De Santis arriva anche in Sicilia con lo spettacolo Non so che fare prima. In scena insieme a lui ci saranno i volti storici di Mudu, la trasmissione televisiva che lo ha fatto conoscere in tutta Italia. Lui è Giacinto Lucariello, lui è Umberto Sardella e lei Antonella Genga. Tutti e 4 signori su quel palco a Zafferana Etnea il 3 agosto. Il 3, me lo sei. Ah, non lo sapevi? No, io non me lo so. 3 agosto. Esilarante, comico per vocazione, come lui stesso ama definirsi, protagonista di un arrestabile successo. Con lui la battuta è sempre dietro l'angolo. C'è gente che arriva dalla Francia, dall'Europa, la Germania, insomma, da tutte le parti del mondo a Zafferana Etnea, in quella bellissima location, noi faremo il nostro show 3 agosto 2024 con Uccio De Santis, Antonella Genga, Giacinto Lucariello e Umberto Sardella. A Catania ha strepitoso successo per i Rama, che ieri sera ha incantato oltre 6.000 persone nella suggestiva cornice della Villa Bellini, nell'unica tappa siciliana del suo tour No Stress. Desiree Ferlito. Ha fatto cantare a squarciagola 6.000 cuori ieri sera ai Rama alla Villa Bellini, nell'unica tappa siciliana del suo tour No Stress, inserito nel cartellone di spettacoli estivi Catania Summer Fest. Fan venuti per lui da tutto il sud Italia.
romantico, profondo, ma anche intenso e travolgente, un interprete dalla forte personalità che sa emozionare. Cambia Rama, attraversa e abbraccia diversi stati d'animo, il fascino del cattivo ragazzo con la scorza dura, il cuore tenero e la sua peculiarità. Commovente talvolta, diventa poi un frontman trascinante che ha fatto ballare Catania con Crepe, uno dei maggiori successi pop del cantautore toscano. Un fiume di gente di ogni età, dai giovanissimi fan agli adulti, ha partecipato con grande entusiasmo all'esibizione del cantante che ha salutato Catania, sottolineando la sua bellezza paesaggistica e il buon cibo. In Rama, a Piazza Maggiore, a Daci Sant'Antonio, c'è stato un premio regionale radio-televisivo giunto quest'anno alla terza edizione. Nel corso della serata, condotta da Ettore Tortorici, sono state premiate le eccellenze siciliane del teatro, della musica, della radio, della letteratura e della televisione. E in questo ambito è arrivato anche il gradito riconoscimento a Buongiorno Sicilia, programma del mattino in onda, come sapete benissimo, su Antenna Sicilia, a ricevere il premio dalle mani dei fratelli Campisi, il sottoscritto è Angelo Gagliano. Un grazie oltre agli organizzatori anche a voi telespettatori che avete apprezzato la nostra produzione. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco il calcio come al solito con l'esordio ufficiale del Catania in Coppa Italia e il mercato. State con noi, vi aspettiamo. C'è un'ultima ora prima del calcio, primi provvedimenti a Patti dopo lo scandalo della frattura del paziente bloccato con scatolo di cartone all'ospedale. L'azienda sanitaria di Messina ha sollevato dall'incarico la responsabile facente funzione del pronto soccorso, in quanto le era stato conferito nel 2021 questo incarico, si legge, con modalità non conformi alla vigente normativa contrattuale di categoria. Inoltre la stessa azienda ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del direttore sanitario del presidio ospedaliero dell'ospedale di Patti per mancata vigilanza. Sono notizie dell'ultima ora, eccoci al calcio, adesso Palermo nel pomeriggio amichevole in terra inglese contro l'Oxford, rosanero che preparano il debutto stagionale domenica 11 in Coppa Italia a Parma. Marco Gullà. L'amichevole di oggi pomeriggio contro l'Oxford chiuderà la parentesi inglese del Palermo. Un test molto importante quello di oggi alle 16 contro l'Oxford City, club che milita nella Championship inglese, vale a dire la Serie B italiana. Dopo il test amichevole i rosanero riprenderanno gli allenamenti martedì in provincia di Verona in vista della gara di Coppa Italia in casa del Parma domenica 11 agosto alle 18:30. Niente ritorno in città quindi per il Palermo che rimarrà al nord Italia per preparare il debutto ufficiale della stagione. Intanto sul mercato la porta di entrata rimane aperta, interesse forte per Luis Asa della Juventus. La trattativa sarebbe già avviata con i rosa che provano a prelevare il centrocampista classe 2004. Altro interesse confermato dal DS De Santis riguarda il bianconero Nikola Sekulov alla destra che potrebbe sostituire uno tra Di Mariano e Insigne. Occhio però all'inserimento della Sampdoria, poche invece le possibilità di portare il rosanero Barbieri. In uscita Stulaz va alla Reggiana mentre Devetak si accasa al Rijeka. Alle 18 l'esordio in Coppa Italia del Catania che a Chiavari affronta la Carrarese. Rossazzurri in campo senza i nuovi acquisti per un problema legato ai tesseramenti. Sergio Colosi. Colpi pronti ma fondamentali le cessioni, pianificate mosse strategie di un mercato non semplice che consegnerà un Catania super competitivo per la promozione in Serie B. Gli esterni Davide Guglielmotti e Gabriele Lunetta, svincolati dal Lecco, hanno già svolto visite mediche e primi allenamenti, ma ufficialmente sono fermi ai box rossazzurri. Blindate le fasce laterali, il centrocampo sarà completato dall'arrivo di Francesco De Rose, la cui trattativa sembra essere entrata nella fase decisiva.
decisiva. Per l'attacco Adriano Montalto è un'ipotesi più che concreta, ma il 9 titolare potrebbe arrivare dalla B o in alternativa essere Gomez. Il Trapani, definiti gli ultimi dettagli con la Triestina, accoglierà Lescano alla sua terza esperienza in Sicilia, la più significativa dopo i G Virtus e Sicula Leonzio. Nel ritiro di Zafferana e Tennea, portiere in prova per il Messina, l'italo-albanese Alessio Bibi, svincolato dal Perugia. Confermata dai tifosi la linea dura d'oltranza con Sciotto. Dal mercato al campo, oggi alle 18 a Chiavari, davanti a 400 tifosi, il Catania misura contro la Carrarese le ambizioni di raggiungere i 32esimi di finale della Coppa Italia VIP, con il Cagliari ad attendere la vincente. La necessità diventa opportunità per Toscano, che in attesa del completamento dei tesseramenti non dispone dei nuovi acquisti e si affida alle motivazioni della vecchia guardia, direttamente calci di rigore in caso di parità dopo i tempi regolamentari. E noi ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.